time to realize, admit that I don't know. I wish I could have turned around before the break of dawn. Might be real hard to find my way. La stagione di corse 2020 all'ippodromo di Villa Cidre è arrivata al Giro di Boa con la disputa del quinto convegno dei 9 previsti, andato in scena mercoledì 2 dicembre. Make a sound so fine, can you feel me? I'm gonna cry, you know I try, cause I can make it. I hear a bang, 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 a bang so loud, come on, hit me. Il primo vincitore di giornata porta il nome di Mastra di Scola. L'allieva di Antonio Cottu, montata dal figlio Luca, ci conferma un soggetto che predilige questa collocazione stagionale, centrando il secondo successo di fila. Corsa abbastanza tattica inizialmente, contenuta che assumeva definitivamente l'iniziativa nell'addirittura opposta alle tribune, raggiunta da Mastra di Scola che la pedinava ad una lunghezza, con gli altri costretti ad inseguire. Le due di testa si staccano nella piegata conclusiva e i 250 finali danno vita a un bel duello, risolto da Mastra di Scola con un bel allungo nel tratto ultimo, sostenuta a dovere dal gentleman Cottu. Bene tenuta seconda, mentre per il terzo e quarto posto giungevano intervallati dai versi Dreaming of You. Mastra di Scola da Sir Prancelot e Fugan View raggiunge la quinta vittoria in carriera per la soddisfazione dei proprietari Michele Siotto e Giuseppe Gattu. A fine gara le impressioni di Luca Cottu al suo terzo sigillo stagionale e quelle del morning jockey Massimo Marcialis. Luca Cottu torna alla vittoria, quindi un record che si è abbattito. Terza stagionale, Mastra di Scola ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta. Finalmente sono contento, dai. Soprattutto con lei che ha fatto 4 corse e 4 piazzamenti, mi mancava proprio la vittoria. E bene, la cavala stava bene, l'ha parato bene, ci credevo, dai. Sì, poi ti hai ripreso un po' quello che ti aveva lasciato L'anno scorso, sì. in una prova nave. Comunque voglio dedicare questa vittoria a Lello Cuzzo, che mi ha insegnato tante cose di questo mestiere e se l'ha meritato. Sì, non penserà che noi glielo rivolgiamo. Complimenti Luca. Grazie. Massimo Marcialis, ci troviamo qui nella vostra scuderia del team Cottu. Un'altra doppia è arrivata a Villa Cidre con Mastra di Scola e Didi Edda. Partiamo dalla Mastra di Scola. Bene, la distanza penso era la sua perché veniva da un primo a 1500 a Sassari infantile. Io avevo paura di quel cavallo montava Zucca. Sì, Lives, però nonostante ha preso una chiusa a partire, insomma che ha perso qualche posizione, in fondo ha vinto bene, facile. E poi avete portato a compimento la missione, far vincere Luca. Vabbè, questa è la seconda che vince con un cavallo di scuderia. Sì, era Calaluna. In carriera, perché aveva vinto un Calaluna. Però quest'anno con un cavallo di scuderia non aveva ancora vinto. Bene, siamo contenti. Doppia soddisfazione. Tutto in casa. Senti, Mastra di Scola, adesso manca poco a finire. La rivedremo in pista? Se c'è corse sì, però la sta bene, in condizioni. Poi lei quando arriva in questo periodo, anche lo scorso anno, ha fatto belle cose, anche a 2 anni. Aveva vinto il criterium di Villa Cidre, quindi. Sì. Proprio a dicembre. Sì. Ok. All I know, I don't know. All I do, you've got me hanging upside down and breaking. I wish I could turn around before the Il team Cottu ha prontamente replicato con Didi Edda, a segno nella reclamare per puro sangue inglese di 2 anni sui 1450 metri di pista in sabbia. Con in sella Gavino Sanna, la baia da Paris Soul ha seguito le mosse in avanti del terzetto composto da Cometa Rosa, Gribu dell'Algher e Wolfgar. I tre venivano avvicinati da Scraper con Didi Edda che si portava sotto nell'ultima piegata, dove Scraper provava a fuggire via. In dirittura finale il battistrada diventava preda di Didi Edda, che a centropista produceva un bel cambio di passo che gli ha permesso di varcare per prima il traguardo senza troppi problemi. Scraper guadagnava la seconda piazza su Wolfgar e Gribu dell'Algher. Didi Edda da Paris Soul e Bipascia allunga a sé la striscia dei risultati utili consecutivi, ottenendo la sua seconda vittoria in carriera, facendo gioire la numerosa comitiva di proprietari che fa capo alla signora Lucia Pes. Con questo doppio il training di Antonio Cottu vola a quota 29 successi stagionali. Sentiamo le parole di un soddisfatto Gavino Sanna e quelle del sempre cordiale morning jockey Massimo Marcialis. Gavino Sanna,
Rieccoci, eravamo da un po' senza vederci. Sì, dai. Didi Edda, seconda vittoria in carriera, ha dimostrato di fare anche la sabbia. Sì, dai, era lì per lì la prima volta sulla sabbia. Bene, peccato che la montavo io, però. Ho trovato Marras che mi ha portato. Arra, scusa vuoi tu? Lasciami parlare con Gavino. Niente, è una cavalla che la categoria era la sua. L'ultima volta aveva perso male a Sassari con delle cavalle discrete. Oggi ci credevamo, era l'incognita della sabbia, però ha risposto bene, dai. Senti, alle porte c'è il criterium del Campidano, lì la vedremo protagonista. Sì, ora andrà direttamente al criterio. Ok, complimenti. Dediche per questa cavalla, visto che ci tieni tanto. A tutti i ragazzi che soci di questa cavalla, a Manuel, a Nanni, a Cristian, a tutti quanti, dai, la dedica a A loro. Paoletto. A Paoletto. Complimenti. Passiamo a Didi Edda, questa che abbiamo qua davanti. Ecco la coccolona. Senti, la cavalla nettamente in crescita, dai. Sì, poi ha dimostrato che fa tutte le distanze. Io ce la vedo più cavalla che fa qualche metro in più. Però ha vinto a 1000, nonostante tutto, ha vinto a 1450. In sabbia. In sabbia. Fa tutti i terreni, penso. Sabbia, erba, pesante, duro, non c'è problema. È una cavalla che ne sentiremo parlare bene a 3 anni. Sta venendo sempre, che corre più che ne va. Sì, diciamo che è anche cresciuta morfologicamente, come la stiamo vedendo, rispetto al È debutto. diventata, si è fatta cavalla, dai, ancora si deve ingrossare, un po' si deve allargare. Però quando è arrivata lo scorso anno era così. Sì, ricordavo lei una Parisol, uno stallone Sì, inedito. Parisol, è un cavallo, il babbo è un cavallo a distanza. Sì. Senti, ora il prossimo obiettivo sarà il criterium del Campidano. Beh, lo faremo, tanto 1800 ci proviamo, vediamo, certo. Tanto Ok. sennò non c'è altro, a meno che c'è un 1800 mi sa mercoledì prossimo. Sì. Adesso vediamo cosa decide Tonino, che in pratica ne abbiamo 3 che dovrebbero fare Sì, il Campidano. queste 2 corse, capito? Senti, chiudendo per Didi Edda, è una... mo non mi ricordo cosa volevo dire. Dimmi, dimmi. Sì, allora, ha fatto la seconda vittoria in carriera e soprattutto ha preso la linea con Bora dell'Algheri, che l'altra volta è terza a Roma in un bell'handicap. In un bell'handicap, sì, lei perde a 2000 metri da Bora, incollatura a testa, non lo so. Poi Bora si è presentata bene a Roma, è una terza in parità, mi sa. Sì, sì, sì. Però È quarta, ma è lì. Quarta, vabbè. È a mezza da chi vince, quindi Sì, ha sì, fatto, sì, sì, prende sì. quella linea che è buona. Sì, sì, sì. Siamo contenti, almeno vuol dire che insomma, c'è qualcosa. No? Sì, in virtù di ciò sicuramente fa ben Sono sperare. contento anche per la società di questa cavalla, di Gavino. Gavino, Manuel, Cristian, Nanni. Sì, brava gente, appassionati, poi loro lo fanno per divertimento, per divertirsi. Sì, poi c'è Paoletto, anche un Sì, altro sì, socio, sì. quindi facciamo i complimenti a loro per la loro passione e tutto. Massimo, io ti ringrazio come sempre per la Grazie a te. collaborazione Ok. e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Poi lo trova ai 50 finali You got me hanging upside down and breaking. I wish I could turn around before the might be real hard to find my way down there. Nella reclamare per puro sangue arabo di 3 anni, dopo il vincente debutto di Junior, ritrova la via del successo Barbara, ben interpretata dal doppio Gavino Sanna. Gara che è scivolata sull'andatura imposta da Fidel, che aveva inizialmente ai lati Ballo Deloi, seguiti da Bontassard e Barbara, che vestiva per la prima volta i Parauchi. Agli inizi della curva finale Fidel aumenta i giri, alle sue spalle avanzavano Bontassard e Barbara. Al paletto dei 200 Fidel figurava ancora in vantaggio, ma il grigio subiva l'affondo deciso di Barbara, che trovava negli ultimi metri i motivi migliori per piegare il rivale. Al terzo posto staccato Bontassard, al quarto concludeva Bacigalupo. Barbara da Caligola e Renza porta con il suo successo a quota 14 quelli nel 2020 ottenuti dal trainer Fabrizio Pinna, a 7 quelli dell'appassionata scuderia dei fratelli Mereu di Signor B e a 6 quelli dell'allevamento del signor Battista Meloni. Gavino Sanna, sentito nel post gara, raggiunge la 34esima vittoria stagionale in Sardegna, a seguire le sensazioni del signor Tino Mereu, rappresentante della scuderia di famiglia. Gavino Sanna, doppio di giornata con questa giubba con gli arabici, c'è un buon feeling.
Zarino, Borello. Dai, diciamo che... E oggi sì, Barbara. Sì. Oggi Barbara. È andata bene, la prima volta che la montavo però è una cavalla che in passato aveva fatto delle belle corse. Sì, un buon debutto. Sì, ora ultimamente non aveva fatto un granché, però oggi l'hanno provato ora per la prima volta i parocchi, ha risposto bene. Sì, diciamo che l'ha migliorata un po'. Sì, l'ha tenuta più inquadrata, si è impegnata di più perché mi hanno detto che ultimamente non si impegnava, con i parocchi ha risposto molto meglio. Sì, ha fatto anche un bel finale. Sì, Complimenti grazie. Gavino. Tino Mereu per la scuderia Mereu. Con gli arabi quest'anno sta andando bene, 2, anche Barbara è uguale a Borello e Bidonelli. Bidonelli, sì. Eravate fiduciosi? Sì. C'era qualcuno che magari ci poteva impensierire, tipo Fidel, che abbiamo visto correre bene la settimana scorsa. Bontassarda. E Bontassarda. Che abbiamo messo tutti in fila l'altra volta. Sì. Quindi anche una bella rivincita. Ma sempre vincita, tanto. La passione va avanti, avete puntato molto sugli arabi, quest'anno diciamo piano. Quest'anno sì. Ancora non abbiamo, per l'anno prossimo non abbiamo ancora niente in mano, quindi aspettiamo un po', vediamo la situazione. Nel frattempo il 2020 sta andando bene, con comunque un po' di difficoltà, Borello, Bidonelli, Barbara, si sono alternati. Alla fine comunque tutti e tre hanno 2 vittorie a testa, quindi non c'è da aspettarsi di più, non è che... Sì, che con quella di Ex-Lover fa 7 in stagione. 7 stagioni, sì. Senti, domanda scomoda, chi è meglio tra i 3 arabi? Tra i 3 arabi? Tra i 3 arabi. Per me è sempre Borello. Sì. Visto come vistosa, la stessa genealogia. Quindi per noi è Borello, però anche gli altri stanno andando benissimo. Anche Bidonelli si è difesa bene, questa aveva fatto bene al debutto, poi si era un po' persa, Sì. ora sembra che È stia molto caratteriale questa cavallo. oggi molto bene con i parauchi. Sì. Quindi Borello resta alla punta. Comunque Sì. li vedremo tutti e 3 nelle prossime corse. Nel frattempo complimenti per la passione, perché comunque 7 vittorie vogliono fare. Grazie. Nonostante il materiale, e complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Nella prova per puro sangue inglese di 3 anni ed oltre, Arbok dell'Algher fa valere le linee milanesi, timbrando con in sella Nino Murru l'handicap sui 1800 metri. Corsa animata dal grigio Thomas Dittoni, che all'inizio della prima piegata tirava via di buona lena, guadagnando qualche lunghezza sul gruppo degli inseguitori, cappeggiato da Mondorame e Make Meschiff, con Arbok dell'Algher che viaggiava coperto in corda. Thomas Dittoni procedeva sempre nella sua marcia spedita e in piena curva provava a scrollarsi di dosso la compagnia, ma i 250 conclusivi veniva raggiunto e superato da Arbok dell'Algher, che sotto la spinta di Nino Murru progrediva con una marcia devastante da cavallo di un'altra categoria. Thomas Dittoni, giunto quasi a 6 lunghezze, difendeva la piazza d'onore dal ritorno di Temujin, quarto posto per Mondorame. Arbok dell'Algher da Harry the Navigator e Rock River Girl conquista il secondo successo in carriera, mentre per il team della San Giuliano si tratta del 16° di questo 2020. A fine gara le impressioni del fantino Nino Murru, per lui il 24° successo stagionale, a seguire anche quelli del morning jockey Leonardo Chessa. Vieni. Nino Murru, ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Arbok dell'Algher aveva dimostrato a Milano di fare altre categorie. Sì. Vabbè, il cavallo avevamo corso subito in centro, ma appena arrivato. Ora assieme a Leonardo l'abbiamo dato la sistemata. Il cavallo che aveva mezzi e si sapeva, perché il cavallo che si piazza nei handicap principali a Milano vuol dire che molto ne hai. E nulla, poi fa bene il terreno e vinto facile oggi, dai. Ve l'ha servita su un piatto, Thomas? Sì, poi camminavano, in cui abbiamo preso la pedalata, gli ho preso la schiena e vinto facile. Ok, complimenti Grazie. Nino. Leonardo Chessa, ci ritroviamo per questa vittoria di Arbok dell'Algher, che penso che ce l'hai da poco, perché ha fatto un paio di mesi, lui aveva frequentato buone categorie a Milano, ne parliamo anche con Nino, e oggi un po' ha dimostrato il suo valore. Sì, lui è sceso da Milano comunque che non aveva un'ottima forma, forse sicuramente ha dovuto un po' a metà stagione, un calo
suo fisico del cavallo. Qua un po' abbiamo voluto provare a Sassari, ma ancora il cavallo comunque c'era molto da aggiustare. Era troppo brutta per essere vero. No, un pochettino lui poverino ancora magari non si era adattato al clima sardo e tutto, comunque adesso un po' ha lavorato bene, il cavallo e sicuramente l'ha aiutato oggi anche il terreno un po' pesantuccio. Che lui lo fa perché si era piazzato in handicap principale. L'handicap principale era pesante e per quello avevamo delle buone aspettative oggi, dai, diciamo. Secondo te Gwen Sardegna può dire la sua su questi standard? Non lo so ancora, il cavallo sicuramente c'è un po' qualche altra cosa da migliorare ancora, però oggi con loro ha corso bene. Sì, ha Dai, corso. poi sicuramente la prima categoria parolone che la può fare, però sicuramente ci proveremo. No, dico, per gli standard suoi può correre tranquillamente qua, queste corse di minimo. Sì, sicuramente. Era riferito a quello. Senti Leonardo, ti facciamo i complimenti perché non ci siamo visti. Un po'. No, per colpa mia questa volta, non per colpa dei risultati, perché hai vinto anche con Partita la settimana scorsa, sì. Oggi con Arbocchio dell'Arghere. Sono 15 vittorie in stagione, per i complimenti vanno sia per le 15 vittorie ma anche per il secondo posto di Memo dell'Arghere nella lista del criterium femminile. È stata una bella soddisfazione comunque correre in quelle categorie, comunque gli allenatori, comunque al top, dai. Sì, diciamo, perché la Serie A. è arrivata vicino ad Avanalov che è seconda del Gran Criterium, battuta da vis-a-vis. E un po' ci ha fatto sognare, dai. Nel dormello, battuta da telepatica inglese. Noi, quindi... Purtroppo noi pure dovevamo essere presenti al dormello, però per un piccolo imprevisto non siamo riusciti a essere presenti. Se no l'avevamo già predisposto al dormello. Memo dell'Arghere sta alla punta della scuderia ora, cioè si colloca lei nella punta della... Se guardiamo le prestazioni sicuramente. Sì, grandi soddisfazioni vi ha dato. Vincere il Criterium Sardo e poi questo secondo posto in lista. Sì, Futuro per il 2021. è tutto da aspettare. Ok, complimenti Leonardo davvero per il tuo lavoro. Questa penso che sia la migliore stagione tua con la San Giuliano in termini di risultati, di gran premi, perché ne hai vinto tanti, quindi Sì. complimenti davvero. Grazie. I wanna thank you for the shine you gave me. Thank you for the shine you. The shine you. Thank you for the shine you. La prova di chiusura ha visto swettare un sorprendente Bim Bum Bam che fa sua la condizionata sui 1000 metri di pista dritta riservata ai fondo arabo di 3 anni. Con un attento Pasquale Salis in cabina di regia, l'allievo di Carlo Mulanu si è mantenuto a tiro dei primi, prendendo come riferimento la schiena del favorito Valente Bonorvesium, mentre davanti Baila e Bibi Liu tiravano fuori inizialmente frazioni infuocate. Ai 300 finali si accende la bagarre. Salis sposta Bim Bum Bam dalla scia di Valente Bonorvesio, passando di slancio in vantaggio, per poi difendersi con coraggio dal ritorno dello stesso Valente, mantenuto a debita distanza sul palo. Per il terzo posto emergeva Buran a precedere Bibi Liu e Baila. Bim Bum Bam da Don Rodrigo e Alias si toglie così la qualifica di Maiden, ripagando in parte la fiducia del suo trainer Carlo Mulano e portando per la prima volta in trionfo i colori del signor Ivo Matta. Le voci del tondino sono quelle di Pasquale Salis e di Carlo Mulano. Altra vittoria, Bim Bum Bam si toglie la qualifica di Maiden in una condizionata. Finalmente, dai. Oggi con questo terreno ci credevo tantissimo. È un cavallo un po' particolare di carattere, non esprime al massimo ancora il suo potenziale, però è in progresso. La distanza era quella giusta. A distanza si arrangia a fare un po' tutto, quando è in giornata, altrimenti da 1000 a 2000 quando non ha voglia, non ha voglia. Oggi per fortuna è il giorno giusto. Oggi era la volta buona, complimenti a te Grazie. Pasquale. Carlo Mulano, Villacido ha un po' addrizzato la stagione. Meno male. Bim Bum Bam si toglie la qualifica di Maiden in una condizionata. Sì, è un cavallo che ha grosse potenzialità, però è immaturo, non si impegna. Per fortuna comunque ha sempre questo spunto finale e oggi l'ha presa, dai. Sì, ha vinto il 1000 metri pista dritta, ne parlavo con Salis e lui ha detto che si arrangia un po' tutto, 1000 Sì, 2000. abbiamo fatto correre a Sassi a 2000 metri a terzo, a piazzamenti di tutte le distanze. Corre sempre nella stessa maniera, capito? Parte, non si impegna, poi ha un buono spunto e lì riesce sempre a buscare qualcosa. Oggi ha detto la sua, ci speravo, soprattutto per i proprietari,
Senti, come ricade la scelta di questo cavallo? È stato acquistato se non sbaglio? Sì, diciamo che grazie a degli amici di mezzo, sono di amici comuni con il mio socio, con Giuliano, stavano cercando qualcuno per poter dare questo cavallo e gli ho trovato i proprietari, loro si sono impegnati e l'abbiamo portato avanti. Lui è figlio di? Lui è un figlio di Don Rodrigo. Di Don Rodrigo, quindi è un altro, il primo vincitore quest'anno di Don Rodrigo. Penso di sì. L'anno scorso c'era, no, 2 anni fa c'era Zisca, quest'anno Bimbo. Un buon stallone, poco riconosciuto qua in Sardegna. Vincitore di derby. L'hanno dato su, adesso penso stia stallonando su in continente. Sì. Peccato, perché noi ci facciamo scappare sempre il meglio. Sì, sempre. vabbè, un classico della Sardegna. Purtroppo sì. Sì, e poi appunto il padre è derby winner, quindi Un po' se c'è la qualità. figlio di Vidocq. Ok, complimenti per questa terza Grazie, vittoria stagionale. grazie. Complimenti per l'altra volta perché io non c'ero, per Violetta Ledacchi che ha fatto il bis. bella cosa. Sì, quindi bene così, dai Carlo. In bocca al lupo per il futuro. Shining,